No, I'm not a writer. Oggi potrei fare una cosa che per alcuni potrebbe essere interessante. Mi preparo il liquido per le trombe elettroniche. Allora, a disposizione, questo l'avevo già fatto fare in farmacia, è un misto di glicole propilenico e glicerina vegetale 50 e 50, nicotina da usare con molta attenzione, e dentro la scatolina magica tutti gli aromi e tutte le cosine. Allora noi semplicemente ci prendiamo 3 boccettine, forse meglio farne anche 4, perché sennò, e ci buttiamo. Mamma mia, speriamo non arrivi l'estate. Allora mi preparo le mie belle boccette in fila. Inizierei prima con la nicotina, gli diamo una shakeratina. Diciamo che sarà meglio usare una siringhetta. Ecco qua, prendiamoci una siringhetta. Allora io vado un po' ad occhio, diciamo che come nicotina dovrei stare sul 4-5% circa, no? Quindi vai un po' ad occhio, tenendo conto che non riempio tutta la boccetta perché devo shakerarla bene. Quindi vado 1, 2, e questo è anche scarso, sarà anche tipo un 3, però è sempre meglio farle scarse che abbondanti, tanto dopo la puoi aggiungere. Richiudiamo, shakeratina anche alla base. Urco cane, che l'ho anche finita quasi, basterà adesso. Aromi, prima finisco quelli vecchi. Allora, questo è, abbiamo un Virginia, è un tabaccoso della serie gusti di tabacco. Finiamolo, poi farò, posso fare anche dei misti, misto così, poi un altro gusto, e questa è una specie di nocciola caramello. Ok, adesso attenzione, perché in questo abbiamo abbondato di nicotina, quindi lo possiamo usare per allungare gli altri. Bella shakeratina. Poi andrebbero shakerati ripetutamente e lasciati lì almeno una notte fermi, in modo che l'aroma prenda. Adesso li abbiamo shakerati alla buona, no? Li allunghiamo un po' e dopo continueremo a shakerarli. Ti consiglio sempre 2 Scotex sotto, perché sennò fai tutto un spazzaroto che dopo ti unge e ti bisunge. Guarda che si poteva fare, invece di ungere così, fare sti pastrocci, si mette direttamente, ecco, la sua clippetta e si fa così. 1, 2 e 3. E ci abbiamo finito, una pulitina e via. Poi mi sono preso tipo 2 kg di basi, tipo 4 kg in totale. Mi ero dimenticato di precisare, ma mai paura, lo dico ora, la base per il liquido della sigaretta elettronica è 50 glicole propilenico e 50 glicerina vegetale, poi ognuno. Finito. Allora mettiamo via la scatola dei giochi qua dentro. Vedi le mie belle boccettine, le ho messe tutte qua in ordine. Eccola, guarda che organization.